Andrea Croce, prima domanda, quanti anni hai? Perché non smetti mai di segnare, passa l'età ma tu segni sempre. No dai, ce n'ho 34, ne devo fare 35 a maggio, però diciamo che mi sento bene perché comunque fondamentalmente poi anche i compagni mi danno una mano. Io cerco sempre di dare il massimo, ma sono contento, sono contento di quello che sto facendo in questa ultima parte di stagione, perché ho iniziato che forse non ho avuto un leggero infortunio, quindi non ero magari sui miei livelli. Adesso mi sento bene e sto dimostrando, diciamo, con la squadra quello che valgo. Diciamo che ormai secondo me l'età non è importantissima, perché vediamo comunque esempi anche nel calcio che conta che continuano a segnare, a guarda Quagliarella, anche Ibrahimovic, quindi figurati i nostri livelli, voglio dire. Ecco, oggi forse è uno dei gol più importanti della tua, ne hai fatti tanti anche in categoria superiore, però questo lo metti sicuramente nella top 5 dei tuoi gol più importanti. Beh, sicuramente, perché quando poi c'è un trofeo quando c'è un trofeo in palio è sicuramente importante. E oggi, ti ripeto, come ho detto al tuo collega, lo volevamo e sono contentissimo, sono felicissimo, perché poi per come è andata la partita forse nessuno se l'aspettava fino al primo tempo che noi potessimo ribaltarla, e diciamo che è un gol veramente importante. Ecco, sì. quest'uomo che hai salutato, quanto è stato importante per la tua carriera, visto che è stato più volte il tuo presidente? Sì, no, lui, abbiamo un rapporto, un bel rapporto con Stefano, e va al di là del calcio, diciamo. Io ce l'ho avuto all'Entella, ce l'ho avuto a Caperana in una cavalcata incredibile che abbiamo fatto dall'eccellenza alla Serie D, vincendo gli spareggi nazionali nel 2009-2010, e lui veramente è un mio secondo padre calcistico, diciamo, perché è veramente una grande persona. L'anno scorso sono tornato, purtroppo l'anno scorso magari è andato male, perché si è concluso male, perché poi fondamentalmente l'annata non era andata così negativa, e quest'anno sono voluto rimanere a tutti i costi per cercare insieme di riportare dove secondo me merita questa società, questa piazza. Ecco, tu un cammino, l'hai ricordato adesso, interregionale l'hai già fatto con la Caperanese da campionato, adesso inizia un cammino interregionale anche per il Sestri Levante che può portare alla Serie. Sì, noi secondo me dobbiamo concentrarci tanto sul campionato e non farci levare energie, perché l'obiettivo secondo me principale deve essere il campionato. Poi naturalmente in Coppa ci giocheremo e dovrà essere un obiettivo, un secondario secondo me, perché ti ripeto, le nostre energie dovranno essere concentrate principalmente in campionato, perché io vedo quello il percorso principale, almeno personalmente. Faccio una domanda scomoda, tu hai fatto Entella, Lavagnese, Caperanese, Sestri Levante, qual è la squadra a cui sei più legato? Ma guarda, io personalmente qua mi sto trovando benissimo con la gente, perché ti fanno sentire il calore che forse dalle altre parti raramente. Poi all'Entella ero giovane, quindi era un po' diverso. Adesso qua magari sono arrivato anche come giocatore importante, quindi ti ripeto, è diverso, e qua veramente la gente mi fa stare benissimo, benissimo come da nessun'altra parte.